alcol vietato fuori dai bar in laguna. In terraferma il divieto entrerà ufficialmente in vigore dalla prossima settimana. Un 42enne si è tuffato in una piscina privata ed ha sbattuto violentemente la testa sul bordo. Soccorso, è stato trasportato subito in ospedale, è in coma. Ha venduto la stessa macchina, una Porsche, a ben 5 clienti diversi senza mai consegnare l'auto. La 58enne nomade è stata scoperta e denunciata. Gli operai hanno tolto l'insegna di Veneto Banca nella sede di Montebelluna con una gru, ma gli agenti della polizia locale li hanno multati in mezzo non autorizzato. Alcuni minuti di follia in pieno centro per un 41enne padovano che ha aggredito senza motivo una negoziante. Un cliente lo ha fermato con un pugno e consegnato ai carabinieri. Disavventura ieri sera a Treviso per un meticcio che è scivolato lungo il Sile, salvato dai vigili urbani e dai vigili del fuoco in una vera e propria catena umana. Ben ritrovati, prima edizione regionale dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito dai titoli: alcol vietato fuori dai bar in laguna ed anche in terraferma. Il divieto entrerà ufficialmente in vigore dalla prossima settimana. Sentiamo. Vietato bere per strada nei weekend in tutto il comune di Venezia. L'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro, motivata da esigenze di pubblica sicurezza dopo alcuni episodi di disordine e degrado causati da ubriachi, entrerà in vigore dal prossimo venerdì. Non si potrà né bere né trasportare senza giustificato motivo alcun alcolico al di fuori dei bar e dei plateatici, con una zona di tolleranza di 5 metri dall'ingresso dei locali. Il divieto sarà valido nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dei mesi di agosto, settembre e ottobre, dalle 18 fino alle 8 del giorno successivo. L'ordinanza sindacale sfrutta le nuove possibilità legislative offerte dal decreto Minniti. Era necessaria, sostengono dalla Giunta, per rispondere ai casi di gruppi di persone, anche molto giovani, arrivate già ubriachi in alcuni locali pubblici, tanto da rendere necessario il ricorso a cure ospedaliere o di veri e propri tour alcolici in occasione di eventi come addio al celibato o al nubilato. Un'ordinanza simile, ricordano, era già stata sperimentata l'anno scorso dopo aver ascoltato le richieste di aiuto dei cittadini di Campo Santa Margherita e zone limitrofe, ottenendo un positivo riscontro. Ora è stato deciso di estendere il divieto a tutta la città nell'ottica di tutelare il decoro e salvaguardare l'incolumità dei cittadini. Ed ora a Vicenza, dove un 42enne si è tuffato in piscina sbattendo violentemente la testa. Per noi Gabriella Basso. Buongiorno a te telespettatori da Vicenza, una tragedia nella tragedia. Poche ore prima il funerale del fratello Diego, qualche ora dopo a rischiare la vita l'altro fratello di 43 anni. È accaduto nel giardino di casa della nipote, dove su desiderio del deceduto si stava tenendo una festa in suo ricordo. L'uomo voleva rinfrescarsi per il troppo caldo e ha deciso di fare un tuffo di testa dalla scaletta della piscina. La botta è stata violentissima. Subito i presenti, circa una sessantina tra amici e parenti, si sono resi conto della gravità dell'incidente ed hanno avvertito il 118. I sanitari giunti sul posto hanno provveduto a rianimare il 43enne e a intubarlo prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime. La prognosi rimane per il momento riservata. Sul posto anche i volanti della polizia. Da Vicenza per il momento è tutto. La linea torna allo studio. Grazie Gabriella, andiamo avanti. Alcuni minuti di follia in pieno centro, siamo a Padova per un 41enne padovano che ha aggredito senza motivo una negoziante. Un cliente lo ha fermato con un pugno e consegnato ai carabinieri. Sentiamo. Il caldo fa brutti scherzi, al punto che l'altro pomeriggio in pieno centro, di fianco all'ospedale, un 41enne padovano è entrato come una furia nella tabaccheria che si trova nella piazzetta vicino all'ingresso dell'ospedale vecchio e senza motivo si è messo a picchiare il cagnolino della titolare, si è scagliato contro la donna e poi ha cominciato a mettere a soqquadro espositori, mensole con la merce esposta, finché non è intervenuto un cliente che ha sferrato un pugno allo svalvolato e lo ha fatto arrestare dai carabinieri sotto gli occhi dei passanti. L'aggressore ha tentato di sfuggire anche agli uomini dell'arma spintonandoli. Il 41enne padovano è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Arresto convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà. La tabaccaia ha detto di non averlo mai visto prima. Una nomade ha venduto per ben 5 volte la stessa macchina, una Porsche, scoperta è stata denunciata, ma sentiamo da Vicenza Carlo Inghilleri. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza, dove una nomade di 59 anni è stata scoperta quale artefice di un raggiro. Infatti
avrebbe venduto a 5 clienti diversi la stessa Porsche, tra l'altro intascandosi ogni volta un assegno a 4 zeri, senza mai consegnare ovviamente l'automobile al cliente di turno. A mettere fine alla truffa architettata da questa nomade che abita in un campo in provincia di Pavia sono stati gli agenti della sezione di polizia giudiziaria della stradale di Vicenza, che l'hanno denunciata e le hanno sequestrato il bolide prima che potesse mettere a segno altri raggiri. Un raggiro che però fino a oggi le avrebbe fruttato alcune centinaia di migliaia di euro. A Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Continuiamo con la cronaca, coppia di ladri minorenni presa a Bibione, vediamo in quale circostanza il servizio. 2 minorenni di origine marocchina sono stati inseguiti e bloccati dalla polizia locale dopo che gli stessi avevano commesso 2 furti in altrettanti negozi di Bibione. Si tratta di un 15enne residente in provincia di Belluno e di un 14enne nato in provincia di Modena. A bloccarli 2 agenti in borghese che avevano notato i ragazzini aggirarsi nei pressi di espositori di anelli di alcuni negozi. Bloccati dopo una breve fuga sono stati trovati in possesso di 8 anelli e un orologio per un valore di 300 euro. I 2 giovanissimi, con l'intervento di una seconda pattuglia in borghese, sono stati trasferiti al comando della polizia locale di Bibbione, dove sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per minori di Trieste, mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Ieri notte in località Cisano di Bardolino, nel Veronese, durante l'ispezione intorno ai principali campeggi, la pattuglia ha colto in flagranza di reato 2 minorenni di nazionalità olandese che dopo aver consumato qualche bicchiere di troppo si stavano accanendo su una fermata dell'autobus della società di trasporti ATV sfondandone i vetri. Sono state individuate le rispettive famiglie che dovranno risarcire ora per intero il danno. La struttura è stata ovviamente prontamente riparata. Altro scenario, quello dell'affollato mercato settimanale di Lazzise. I carabinieri della stazione in borghese tra la folla hanno fermato 2 donne bulgare pluripregiudicate che, approfittando della calca, tentavano di infilare le mani nelle borse altrui. Sono state colte sul fatto, inseguite anche con l'aiuto di un agente della polizia locale, bloccate prima che riuscissero a fuggire. Per tutte è scaduta la denuncia di tentato furto aggravato in concorso con il foglio di via da quel comune. E adesso gli operai di Banca Intesa multati dai vigili di Montebelluna perché hanno tolto la scritta della storica filiale di Veneto Banca senza autorizzazione. I dettagli. Veneto Banca, addio. È stata rimossa infatti la scritta del noto istituto di credito dalla sede storica di Montebelluna. L'insegna della filiale della banca, simbolo della città, da oggi non c'è più. La rimozione nelle scorse ore, sotto lo sguardo attonito e incredulo di passanti, residenti e di quanti, con il naso all'insù, hanno visto sparire per sempre un pezzo di storia del Veneto e dei risparmiatori trevigiani e non soltanto. La storica sede della banca di Piazza dell'Armi a Montebelluna non esiste più. Lettera dopo lettera sono sparite non soltanto le scritte della banca, ma sembra anche le speranze di azionisti, risparmiatori e cittadini di veder risorgere le sorti delle banche venete. Di fatto un gesto più che simbolico che si traduce in un addio a Veneto Banca, sembra, per sempre. Banca Intesa ha mandato una gru per la rimozione, ma gli operai sono stati multati dai vigili perché il mezzo non era stato autorizzato. Continuano i raid nei confronti della comunità bengalese mestrina, non ne possiamo più, commentano le vittime. Minacce, prese in giro, insulti alla fermata dell'autobus della chiesa di Sant'Antonio. Poi, la notte scorsa, alla porta d'ingresso di vetro del palazzo in cui vivono famiglie bengalesi è stato mandato in frantumi con alcune pietre. Non ne possiamo più di questi ragazzi, racconta uno dei bengalesi che abita in via Rinascita a Marghera insieme ad altri connazionali. Sono tornate le baby gang, continua, e con l'atto contro la porta di casa nostra abbiamo superato il limite. Erano circa le 4 di mattina quando alcuni degli inquilini bengalesi si sono affacciati alla finestra e hanno visto circa 6-7 ragazzini che si allontanavano in bicicletta. Sempre gli stessi, raccontano ancora, temendo l'escalation degli ultimi anni quando i bengalesi sono stati costantemente presi di mira, picchiati e rapinati da gruppi di giovanissimi, i cui pestaggi erano poi stati interrotti con 2 diverse indagini della squadra mobile della polizia.
Non devono tornare quei giorni, dice Kamrul, il portavoce della comunità bengalese in città, ma la preoccupazione tra i membri della comunità, conclude, torna a crescere. Ci spostiamo nel Padovano, operazione antidroga dei carabinieri a Loreggio, ma i militari hanno anche scoperto un laboratorio abusivo di tatuaggi. Il blitz dei carabinieri di Piombino Dese a Loreggio era scattato alla ricerca di droga, ma oltre allo stupefacente i militari hanno scoperto anche una sorta di laboratorio non autorizzato per tatuaggi. Nel mirino delle forze dell'ordine 2 persone di 28 e 39 anni. Nell'abitazione di quest'ultimo i carabinieri hanno trovato tutto l'armamentario per fare i tatuaggi, incisori, pigmenti di colore e sterilizzatori, ma anche 183 aghi che sono risultati scaduti. L'uomo aveva addosso anche 3 grammi di marijuana, è stato denunciato. Nell'altro appartamento invece è emerso un ampio campionario di sostanze stupefacenti, tra cui 450 francobolli di LSD e 293 grammi di marijuana, ma anche 1 litro di chetamina liquida, 3 grammi di chetamina in polvere, 5 micropiantine di LSD e 1 grammo di metanfetamina. Il proprietario è stato arrestato. Durante un giro assieme sotto la Croda Mandrin, usciti dal sentiero, marito e moglie hanno iniziato a seguire una traccia finché l'uomo, 57 anni di mira, ha perso l'equilibrio ed è scivolato in un canale laterale ruzzolando per una trentina di metri. Mentre la compagna era bloccata in auto, lui stesso è riuscito a dare l'allarme al 118 che ha inviato l'elicottero del SUAM di Pieve di Cadore. Individuato dopo una breve ricognizione, l'eliambulanza ha sbarcato con un verricello medico, infermiere e tecnico del soccorso che gli hanno prestato le prime cure. Una volta recuperato con un verricello, l'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Belluno con un possibile politrauma. La moglie è stata invece accompagnata a valle a piedi dopo essere stata riportata sul sentiero. Referendum sull'autonomia, se ne è parlato ieri nella nostra trasmissione d'attualità 20 e 10. In studio c'erano l'onorevole Simonetta Rubinato del PD e l'onorevole Federico D'Inca del Movimento 5 Stelle. Vediamo. Secondo me il sì è legittimato anche dal passaggio delle primarie. Io personalmente, per evitare questo travaglio, per evitare le dinamiche interne, avevo detto a Bisato e a Tonella, i 2 candidati segretari, ho scritto in una lettera: approfittiamo delle primarie per consegnare agli elettori anche una scheda col referendum sulla posizione da tenere sull'autonomia. È previsto dal nostro statuto, non è stato accolto. L'avessero fatto avremmo messo il PD al centro del dibattito sull'autonomia. I veneti con i sì chiedono l'attuazione della carta costituzionale che c'è. Simonetta, io e te siamo per il sì, vero? Stretta di mano in diretta. Nessun paese europeo chiede alle proprie imprese tante tasse quanto l'Italia. Sentiamo. Le imprese italiane sono le più tartassate d'Europa. Lo sostiene, numeri alla mano, la CGIA di Mestre. Secondo i dati del suo ufficio studi, le nostre aziende versano al fisco oltre 105 miliardi di euro l'anno. Nell'Unione Europea solo le aziende tedesche pagano un importo complessivo superiore, 135 miliardi, ma la Germania conta 22 milioni di abitanti in più dell'Italia. Il carico fiscale sulle imprese italiane non è invece uguale nel resto d'Europa se si misura l'incidenza percentuale delle tasse pagate sul gettito fiscale totale. Da noi la percentuale è del 14,9, la più alta dell'Unione, contro una media dell'11,5. Sebbene alle nostre imprese sia richiesto lo sforzo fiscale più oneroso d'Europa, segnala il coordinatore dell'ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo, la qualità dei servizi ricevuti dallo Stato è spaventosamente inadeguata. Il debito commerciale della pubblica amministrazione nei confronti dei propri fornitori è di 64 miliardi di euro, di cui 34 riconducibili ai ritardi nei pagamenti. Il peso economico della cattiva burocrazia sulle PMI è invece di 31 miliardi e il deficit infrastrutturale, sia materiale che immateriale, grava sul sistema produttivo per almeno 40 miliardi di euro. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo di nuovo in onda con la prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Unica data nazionale ieri sera a Padova per David Guetta, ma durante il concerto alcuni giovanissimi hanno creato il caos e derubato della collana alcune ragazze. La polizia ne ha portati 2 in questura.
Brutta esperienza per alcune ragazze presenti al concerto di ieri sera di David Guetta al Geox. Alcuni ragazzi hanno cominciato a spruzzare spray al peperoncino in mezzo alla folla e, approfittando della confusione, hanno strappato collane alle ragazze presenti. A fine serata 2 sono stati fermati e portati in questura dai poliziotti, mentre il terzo ha fatto perdere le sue tracce. Lo spray urticante ha dato vari problemi alla vista a diverse persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche del personale sanitario presente al Geox. A parte questo fastidioso fuori programma, il concerto di Guetta ha richiamato in città 10.000 giovani arrivati fin dal pomeriggio un po' da tutta Italia. Quella padovana è stata infatti l'unica data nazionale per Guetta, che è salito sul palco solo alle 22:30 e pare abbia terminato la sua esibizione alle 2 di notte. Cagnolino scivola lungo il fiume, salvato dalla catena umana dei Vigili del Fuoco e agenti della Municipale. L'episodio ieri pomeriggio a Treviso. Pensionato 71enne di Treviso, uscito a passeggio con il suo amato cagnolino, lo ha visto improvvisamente sfuggirgli dal guinzaglio e scivolare lungo il Sile nei pressi della stazione di Treviso, senza riuscire a risalire a causa della fortissima corrente e del terreno molto scivoloso perché fangoso. L'anziano, sebbene in preda al panico, ha immediatamente chiesto aiuto, vedendo arrivare in loro soccorso tanto i vigili del fuoco di Treviso quanto gli agenti della Municipale. Tutti si sono riuniti in una catena umana per mettere in salvo il cucciolo. Il cagnolino era già da parecchio tempo che stava cercando di risalire la riva, però non riusciva in quanto il terreno era molto sconnesso e rischiava pertanto anche di annegare. Di fronte a questo rischio i nostri agenti di polizia locale senza indugio hanno fatto catena umana tra di loro e con il proprietario del cagnolino sono entrati, l'hanno prelevato e l'hanno di fatto salvato. Il cagnolino, impaurito e infreddolito, ha pure morso la mano di un agente, procurandogli una lievissima ferita. Tutto questo mentre veniva abbracciato di mano in mano dagli uomini della catena umana. Episodio comunque a lieto fine per tutti, con l'amato Fido rientrato a casa tra le effusioni e la gioia del suo proprietario. È stato un grandissimo gesto d'amore, che va ben, ripeto, al di là di quelli che sono i compiti istituzionali. Continuano i problemi all'agricoltura sui colli euganei a causa del raid dei cinghiali, anche se i piani di contenimento del parco stanno iniziando a dare i primi risultati. I danni alle culture agricole, quelli rimangono e siamo molto preoccupati per l'approssimarsi della stagione dell'uva e quindi della vendemmia. Nonostante la siccità abbia colpito duramente anche tra i comuni dei Colli Euganei, tanto da far emettere anche a Galzignano Terme un'apposita ordinanza per la riduzione dei consumi d'acqua, la preoccupazione con la quale il sindaco segue le sorti dell'annata agricola non dipende dalla scarsità delle piogge. Il pericolo per la vendemmia qui arriva da terra ed è rappresentato dai raid dei cinghiali, un problema che si sta lavorando per risolvere e i primi risultati stanno arrivando. Abbiamo avuto dei buoni risultati anche grazie al lavoro che sta facendo il Parco Colli, che ha la gestione diretta di quella che è questa emergenza. L'introduzione di nuovi selecontrollori, l'aumento dei chiusini ha portato un aumento degli abbattimenti e quindi di conseguenza abbiamo avuto un calo sensibile per quanto riguarda l'erraticità dell'animale all'interno di quelle che sono le nostre vie di comunicazione. Mi spiego meglio, cioè abbiamo avuto una riduzione degli incidenti. Insomma, sui Colli Euganei qualcosa sembra muoversi, ma l'emergenza cinghiali non è ancora finita. Anche al Lido finalmente ci sarà uno spazio accessibile ai disabili, l'area è stata presentata ieri, sentiamo. Lo stabilimento di Venezia Spiaggia al Lido è da oggi accessibile alle persone diversamente abili grazie al progetto Turismo Sociale e Inclusivo nelle spiagge venete. Però ci piaceva in questo mese di luglio dare avvio in maniera ufficiale a un progetto importante voluto dalla Regione Veneto, dall'ULS 3 Serenissima e dal Comune di Venezia, finanziato dalla Giunta regionale, ed è un progetto che prevede il coinvolgimento delle aziende sanitarie e dei comuni nell'individuazione di alcune spiagge del litorale veneziano da attrezzare e da rendere in qualche modo fruibili per tutte le persone, quindi spiagge senza barriere architettoniche, spiagge con servizi complementari per le persone con difficoltà di mobilità. Un progetto all'avanguardia di cui Lido di Venezia non poteva non far parte. Un'attenzione
comunque ancora di più al Lido, che sta diventando un luogo dove si sperimenta tutto. Noi porteremo gli autobus elettrici, abbiamo iniziato a fare grossi lavori, abbiamo tolto quella bruttura del buco, abbiamo restituito una piazza ai cittadini lidensi e stiamo man mano cercando di migliorare il più possibile quest'isola, anche perché proprio diventi sperimentatore di tutte le cose positive che si possono fare sul territorio. Oltre al Lido sono state coinvolte spiagge di tutto il litorale veneto, da Rosolina ad Eraclea e Bibbione, per un investimento complessivo di 650.000 euro, di cui 627 di fondi ministeriali e regionali e il rimanente di cofinanziamento da parte delle aziende sanitarie coinvolte. Ed ora siamo al nostro consueto appuntamento con le previsioni del tempo, quindi vediamo insieme come sarà il tempo nelle prossime ore. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Tempo in prevalenza stabile, ma con qualche disturbo in alcuni settori. Vediamo in quali. Sul Veneto cieli più nuvolosi con rovesci e locali temporali sulle Alpi del Bellunese, sul nord vicentino e sul Veronese. Sole prevalente altrove, salvo una locale e parziale nuvolosità. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 28 e i 34 gradi, valori notturni attesi tra 18 e 22 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile, ampiamente soleggiato, da evidenziare soltanto qualche addensamento e rari temporali sulle Alpi più occidentali. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 29 e i 33 gradi, valori notturni tra 20 e 22 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, instabilità con nubi e locali rovesci o temporali diffusi, un po' meno sul sud trentino. Temperature massime che risultano essere comprese tra i 30 e i 34 gradi, valori notturni intorno ai 18 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Ed ora, prima di lasciarvi una notizia del traffico, in questo fine settimana ovviamente, come avevamo già anticipato da Bollino Nero, sono cominciate infatti poco dopo le 7 del mattino le prime code sull'autostrada A4 Trieste-Venezia nel tratto fra Porto Gruaro e La Tisana in direzione Trieste, un piccolo tamponamento fra 3 autovetture nel tratto interessato dalle code, riferisce Autovie Venete, con una nota: ulteriormente congestionato la viabilità, rallentamenti e code a tratti hanno interessato praticamente tutta l'autostrada in direzione Trieste fra San Donà di Piave e il bivio di Palmanova all'altezza dell'interconnessione fra l'autostrada 4 e l'autostrada A23 Palmanova Tarvisio. Critica la situazione anche oltre confine, con oltre 90 minuti di attesa sia in entrata sia in uscita ai valichi della Slovenia e della Croazia. E questa era proprio l'ultima notizia per questa prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.